Metalmeccanici, falegnami e parrucchieri. L'artigianato padovano e veneto in questo momento, a 10 anni dall'inizio della crisi e a 2 dalla ripresa economica, possono offrire da subito questi sbocchi lavorativi ai giovani. La metalmeccanica collegata all'elettronica, la falegnameria con anche l'installazione al domicilio dei clienti e la cura della persona sono ai primi posti dell'offerta di lavoro degli artigiani padovani. I settori sono pochi ma importanti. Sono primo tutto il settore metalmeccanica che riguarda macchine a controllo numerico piuttosto che torni, verniciatura e via dicendo. Altro settore invece si va invece a quello che è il falegname, quello che è l'elettricista e anche nel settore del benessere la parrucchiera. Manodopera qualificata però, specifica Boschetto, che sappia bene almeno una lingua straniera. Il consiglio degli artigiani ai giovani è di percorrere la strada degli studi tecnici e dei contatti con le aziende, anche piccole, durante gli anni di scuola. Io penso che gli stage piuttosto che gli indirizzi che vengono adesso dal rapporto scuola-lavoro siano importantissimi. Come quelli proposti dal progetto Cerca Lavoro dell'associazione. Boschetto ricorda poi ai ragazzi che un lavoro artigiano non richiede la valigia pronta, così di moda purtroppo in Italia. L'attività artigianale richiede produzione e posa che è prevalentemente qui nei nostri luoghi, nella nostra regione.